c'è una situazione climatica che va cambiata e nei prossimi anni saremo noi gli adulti di questa terra e quindi dobbiamo noi combattere perché il clima venga rispettato un po' di più. E pensando al futuro, noi non vorremmo che la terra venisse distrutta da noi stessi. Noi vorremmo manifestare per cambiare qualcosa. Migliaia di studenti anconetani di tutte le età hanno partecipato al terzo Fridays for Future, lo sciopero mondiale per il clima, affollando piazza Cavour con cartelli e striscioni. Il sit-in per chiedere azioni politiche concrete e decisive per l'emergenza climatica nel capoluogo dorico è stato organizzato dal movimento Fridays for Future Ancona. Che messaggio volete dare? Il messaggio da dare è innanzitutto rispettare gli accordi internazionali come l'accordo di Parigi, che proviene direttamente dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e sottoscritta da tutti gli stati del mondo. Il 97% e passa degli studi è concorde sull'esistenza del riscaldamento globale e sulla causa umana, quindi opporsi è semplicemente o mentire o non essere uno scienziato o proprio ignorare la realtà delle cose. In piazza non solo studenti, ma anche professori, famiglie, cittadini, associazioni e sindacati. Noi siamo presenti con tutte le classi della scuola per un percorso di educazione alla cittadinanza sostenibile che fa parte della nostra programmazione curricolare, quindi ci è sembrato significativo affrontare queste tematiche non soltanto da un punto di vista intellettuale ma anche con una partecipazione attiva. Oggi stiamo regalando delle piante di corbezzolo perché anche nei piccoli gesti si cambia la cultura e ci si porta verso un sostegno delle politiche ambientali. Piantare una pianta significa opporsi alla deforestazione, che è uno dei problemi gravi dell'ambiente a livello mondiale. Lo sciopero ha concluso la settimana globale sul tema dei cambiamenti climatici.